Signora Nina, quanto tempo è che non entrava qui dentro? Tanti anni, forse ne 30 anni, perché io sono andata via non quando l'hanno licenziati, sono andati per il paggiamento, perché davano all'epoca 40 milioni, quando sono andata via io. Grazie a Dio mio marito lavorava all'Agip, dico mi voglio godere la famiglia, non ci voglio andare quando sono vecchia. Si Ho ricorda il sofferto. primo giorno che entrò qui dentro? Sì, avevo 16 anni e mezzo, dovevo compiere io 17 anni il 23 di ottobre. Io sono entrata qui il 6 di giugno. Cosa vide qui per primo? Il taglio, perché a me subito mi hanno portato il reparto taglio, che sarebbe questo qua, che finiva qua, proprio in questa direzione. Lei era ragazzina, quindi 16 anni e mezzo. stare qui chiusa. Ma sai, mi ci sono venuta contenta perché mio papà all'inizio non voleva, perché dice figlia unica, mio papà lavorava al consorzio e automaticamente dice non c'è questa necessità. Io invece poi tutte le mie amiche erano qua e sono voluta venire a lavorare ed ero contentissima. Allora dico, senti papà, mi dispiace, ma Quindi più contenta per il lavoro che per lo stipendio. no, per il lavoro. E con lo stipendio che fece col primo E niente, il stipendio? primo stipendio l'ho portato a casa e allora vestiti per tutti. Perché grazie a Dio non mancavano queste cose, perché mio papà era, diciamo, lo pagavano ogni 2 mesi al consorzio, però diciamo, E il marito l'ha trovato qua dentro? no, mio marito lavorava all'Agip. E veniva qui a vedere delle ragazze? Che c'era una processione, Certo. 480 ragazze qua dentro. Infatti, sì, certo. Ok, cosa le è rimasto di quell'esperienza? Bello, io la mattina non venivo, diciamo, col secondo viaggio, perché c'era il pullman, venivo col primo perché mi piaceva tanto socializzare con le ragazze, con le ragazze, allora gli uomini. E qual era il rapporto con i capi? Ma ho rapporto bene, sì, no, grazie a Dio io non sono stata sempre ferma in un reparto. Quindi prima l'Ebole, poi Intesa, c'era anche Armani che faceva qui dentro, Sì, no? Armani pure. Abbiamo lavorato, come torno a ripetere, prima, tutte queste civile, militare, carabiniere, tutte queste cose. Io, diciamo, diversi, diciamo, reparto perché mi piaceva lavorare. Ora Ci ci sono mettevo- alcune cooperative qua che hanno preso, Sì, hanno ecco, preso- che continuano questa Sì, avventura. sì, c'è di Cataldo e poi c'è un certo Palmisano. E insomma, possiamo dire che Fiorello. quella fabbrica fu la fortuna di Gagliano? Quale, questa? Questa. Sì, perché Gagliano era povero, era, diciamo, tutti contadine e poi ci sono stati tanti migranti. Quindi hanno permesso a tutti di studiare, andare all'università, certo. No, questa è stata, diciamo, vita. Insomma, Enrico Io lo Mattei, chiamo il Kuwait della Sicilia, forse dell'Italia. Enrico Mattei è stata una fortuna. Sì, io avevo 12 anni quando ero arrivato qui Enrico Mattei. Grazie. Prego. Grazie a voi che siete, diciamo, che speriamo questa cosa i politici lo capiscono, perché è rinato allora, proprio è rinato tanto. Grazie a voi.